Allora io vi presento ufficialmente anche questo gattone qui, che è un ruffiano. Un ruffiano. E ciao. Ha un naso gigante, una testa enorme, il collo anche. E tante coccole. Come ti chiami? Boh. Questo è quello che sembra al gatto con gli stivali. Ormai ha preso coraggio, adesso si fa fare tutte le coccoline. Sì, bellissimo. Wally, lascialo, dai. Micio. Oh, Borneo. Ciao. Mamma, come siamo belli. Come siamo belli. Sì. Siamo bellissimi. A Borneo. Cosa c'è? Borneo. Borneo. Oh, come sei ruffiano. Oggi proprio ruffiano. Caspita. Oggi. Ciao bel micio. Ciao. Sei tutto matto, Posso andare su? Ciao bello. Sì, Wally, c'hai ragione. Ma c'è anche Wally. Mau. Mau. Tu. Non le botte, tonto. Dai, io vado giù, amore. Oh, come sei dolce. Oh, ma come sei dolce. Oh, ma sei dolcissimo. Sei dolce, dolce. Dolcissimo. Sì, sei dolce. Sei tutto strano tu, A Borneo? Cosa? Guarda Wally come bravo. Bravo Wally. Andiamo. C'è Celestino. Ciao Celestino. Aspetta che c'ho sanguisuga qua. Ciao Micio. Micio sanguisuga. No, botte. Ehi. Matti siete. Sì, ma sei matto. Andiamo. Io vado di qua. Tu non so se vieni. Cosa c'è? Spiegami, Micio. Noi andiamo su. Pisola. Pisola. Guarda che c'è il Micio. Sono qui. Micio. Ciao. Dove vai? Signore galline. Mamma mia, mi fregano ogni volta. Le ho viste. Signore galline. Guardale. Due pazze. Quella bianca va a casa, forse. Oggi 7 febbraio. No, grazie, no. 7 marzo, la neve si sta decisamente sciogliendo, anche se non fa per niente caldo, anzi è abbastanza freddo. Cioè, almeno io sento tanto freddo, poi forse non è così freddo, non lo so. Io sento tanto freddo, tanto. Queste scale io sono stufa di pulirle dal muschio. Ci penserò con la bella stagione. Adesso, ragazzi, me ne vado. Oh, ma abbiamo scoperto che dove abbiamo comprato questa macchina non vendono più niente della Kia. Sì, rimane l'assistenza Kia per chi ha comprato l'auto lì, ma non vendono più Kia. Ecco, quindi se noi volessimo cambiare macchina, perché noi abbiamo il contratto, quello, oddio, è ogni 3 o ogni 4 anni, adesso non mi ricordo. Se noi volessimo cambiare la macchina, dovremmo andare su un altro marchio, per forza, perché la Kia non esiste più lì. Bello, devo anche andare a fare benzina, sì. E tra un po' di chilometri è ora di fare il tagliando anche.
Vabbè, dai, che vado. Oh, ciao Silvestro! Ciao! Ciao Melo! Ciao Vermicio! Oddio, è bellissimo Silvestro! Il mio micio! Il mio patato! Hai le zampine ghiacciate! Ghiacciatissime! Oddio, bellissimo! Che bel bacio! Lui è un gatto pappagallo. Eccolo. Oltre ad essere un gatto micio saponetta, perché ti scivola via dalle mani, è un gatto pappagallo, perché si mette anche sulle spalle. Dimmi, amore mio, ma come sei dolci, come sei dolci. Chi c'è, chi c'è? Wally! Ah, ancora mezzo addormentato. Ciao. Mamma mia, ma chi è quello? Chi è quello? No, no, le botte. Che pazzi. Cosa fai lì, Alfa? Alfa? Ah. Ciao, ciao. Fatti vedere quanto sei bello. Guarda che bellissimo. Guarda, hai ancora pochi punti. Dunque, allora, ho appena acceso il fuoco, quasi. Sono le 6:30. Sto aspettando che arrivi Franz, ma in realtà arriverà tardi questa sera, quindi niente, mi rilasso nel frattempo. No, allora, il mio programma adesso è... Mi sono fatta un tè caldo. Ho già bevuto il caffè latte dai miei con mia mamma, però avevo bisogno di ancora qualcos'altro di caldo, mi sono fatta il tè. E adesso vado a lavarmi subito. La cena è già pronta perché c'è la pasta di ieri, minestrone barra pasta con verdure e legumi, ecco, mettiamola così, di ieri, e quindi quello ce l'abbiamo già. E mi ha fatto molto mal di pancia, devo dire, però vabbè, dai, fa bene. E poi devo sistemare la roba che ho lì sulla penisola perché ho registrato il video della box dispensa di marzo, prima edizione, perché è già uscita la seconda. Quindi ho registrato il video e devo sistemare, ho lasciato tutto lì, ho detto farò dopo e quindi devo fare quel lavoro lì, sistemare. E poi stavo pensando di mettermi a computer, devo trasferire i file del video che ho registrato nel telefono perché stavolta ho registrato con la macchina fotografica perché la qualità è migliore. Aspettate, mi metto un attimo qua e poi mi metterò a programmare i video per le prossime settimane perché ho già dei video pronti caricati, sono 4. In più sta finendo di elaborare l'ultimo video che ho caricato prima, quindi ho 5 video pronti. Questo sarà il sesto e niente, cioè voglio mettermi a fare quel lavoro lì perché sennò altrimenti mi ritrovo sempre all'ultimo. E a me non piace fare le cose veloci, cioè di corsa all'ultimo, non mi piace, a me piace programmare. Oggi al lavoro ho parlato con la collega, quella che mi sostituisce per le ferie, e ci siamo un po' accordate, cioè lei sicuramente farà un determinato periodo e io di conseguenza poi mi adatto, insomma a me non mi cambia niente, a me l'importante è stare a casa, poi non mi cambia niente quando. Io ho deciso le settimane, però adesso poi dovrò farmele confermare, ma insomma penso saranno quelle tranquillamente. Come sei carino. C'è il flash, sì. Fa tutte le ombre il flash, eh? Guarda che ombre! Ah, Pepetto. Madonna, che stanchezza! E Pippo invece è qua sopra. Ah, c'è sto flash acceso. Poretti, dà fastidio agli occhi. Vabbè. Ciao, Kitto. Guarda che ascellone. Mamma mia. Bello, Kitty. Ciao. Vado a lavarmi. Ti ho toccato troppo? Ma dai, ti tocco ancora un po' allora. Che urtamento.
È un gatto proprio pulito lui. Allora, con Pepe che mi spinge giù dalla sedia e sta scomodo, vero? Sei un po' scomodo. Però a Pippo piace quando sto qua con lui. A te mica tanto. Vero? Pupi? Sei un po' scomodo? Sei stretto stretto lì, vero? Ah, si arrabbia, si arrabbia. Ah, che male, mi ha bucato il dito, no, la mano. Cioè, mi sta spingendo con una zampa. L'altra fuori dritta, quella con l'altra mi spinge perché odia avermi qua, perché gli do proprio fastidio. Vabbè, comunque, Franz non è ancora tornato, sono le 8 e le 20 e 20. Io e gli orologi. Che difficoltà, ragazzi. Ah, ce l'avevo anche lì. Lì segno 20 e 19, vabbè, dai. Forse sì, più 20 e 19. Va bene, comunque, deve ancora tornare, ma non so, forse sarà in arrivo? Non lo so, perché comunque è andato abbastanza distante oggi, quindi non so a che ora tornerà. Comunque, mi sono lavata, ho cenato e ho messo via la roba che c'era là sopra. Lì ci sono, no, in realtà c'è altra roba adesso. Sono i boxer che ho comprato a Franz online perché quando andiamo a Jesolo, cioè l'ultima volta che siamo stati a Jesolo, no, quando andiamo, l'ultima volta che siamo stati, qua c'è un po' più luce, il negozio era chiuso e quindi ho detto vabbè, compro online. Ho preso l'altra sera, mi è già arrivata la roba e boh, insomma, così facciamo un po' un cambio perché è ora di buttare alcuni boxer e niente, quindi gli ho fatto un regalo, gli ho comprato un po' di roba. E niente, mi manca ho editato questo video fino ad adesso, quindi ho fatto qualcosa, sono molto soddisfatta perché devo dire che oggi ho fatto diverse robette. E mi manca da mettermi a computer a programmare i video, quello che avevo pensato di fare. E quindi mi sa che adesso... Ah, ma è lo schermo. Pensavo di avere qualcosa sulla faccia. Quindi adesso prendo il computer e mi metto a fare quel lavoretto lì. Che tanto non è una cosa lunga. In realtà non ci starò tanto a farlo, quindi... Mi sono arrivati i tatuaggi finti, Il sito è questo, Inkster. Se vi interessa magari andate a vedere. Ecco. Con questo pezzettino, con questa clip, vi saluto per questo video. Lo chiudo già, anche se forse è corto, ma lo chiudo già. Oggi sono abbastanza sfatta, quindi è meglio andare. Poi oggi ci ho avuto la bella notizia che la mia amica, quella incinta, quella è tornata a casa dall'ospedale perché ha avuto dei problemi e l'avevano ricoverata venerdì scorso e per fortuna si è tutto risolto, si è tutto stabilizzato, quindi adesso è tornata a casa e lei è strafelice perché casa è casa e niente, non è ancora ora che nascano le bambine, ma secondo me non manca tantissimo comunque perché essendo gemellare sicuramente nasceranno un po' prima, gliel'hanno già detto i medici, ma anche secondo me comunque. Comunque dai, quindi sono contenta che so che adesso è a casa, è tranquilla perché non ne poteva più, era molto giù di morale, perché di punto in bianco si è trovata in ospedale a dover star lì praticamente una settimana e quindi ci credo che si sia sentita molto giù. E basta. Boh, vi saluto e mi metto a fare qualcosa a computer. Nel frattempo arriverà Franz, cenerà, si farà la doccia, andrà a dormire perché sarà sfinito dalla giornata di oggi. Riposerà domenica, cosa devo dire? E purtroppo la vita è questo, cioè ci sono delle cose che devi fare e boh, insomma, non hai scelta, ecco. Poi lavorando la mattina ti rimane cosa il pomeriggio e quindi dopo lavoro devi partire di corsa, far tutta una tirata e non è il massimo, però d'altronde se non si può fare altrimenti si fa così, dai.
Quindi niente, aspetto che arrivi lui e nel frattempo faccio qualcosa. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!